Siamo con il dottor Carmelo Sgarito per un'intervista relativamente a una lettera che lei ha fatto al Premier Meloni relativamente a una modifica del sistema elettorale. Ecco, lei dice che è meglio la preferenza. Per quali ragioni, per quali motivi? Oltre, la preferenza ha indicato anche altri obiettivi. Ce ne parli, dottore? Ma io traggo spunto, dalla vicenda abbastanza triste che ha interessato il parlamentare di Fratelli d'Italia, che fortuitamente ha portato con sé un'arma da sparo in una festa, per riflettere, al di là del colore politico e della casacca politica del parlamentare, su quella che oggi è la qualità della classe politica che rappresenta le istituzioni. E questo anche avviene, questo decadimento, in forza di un sistema elettorale che purtroppo ha visto ormai tanti anni or sono una sorta di sequestro, di mutilazione della democrazia, per cui la scelta dei parlamentari è praticamente appannaggio di 5 o 6 leaders di partito che hanno sulle spalle la responsabilità della selezione della classe dirigente. Dico invece, in questa lettera aperta, che la preferenza è importante per due motivi. Intanto per ripristinare la democrazia nella sua pienezza, non secondo il parere del PD o di Fratelli d'Italia, ma secondo il parere della Costituzione, che assegna al popolo sovrano il potere e anche, direi, la responsabilità della scelta. Quindi il cittadino sceglie sulla base di quelle che sono le motivazioni, le capacità, il curriculum. Oggi invece la scelta viene fatta sulla base dell'indice di fedeltà del parlamentare al capo, per cui il parlamentare non deve dare conto e ragione a nessuno se non al suo capo, e quindi non può fare ovviamente un buon lavoro rappresentativo. Il cittadino invece che sceglie può fare uno screening in base alla possibilità dei candidati che si presentano e scegliere quello che secondo lui è il più idoneo. Ovviamente può sbagliare, può anche far bene, ma è una scelta comunque che la Costituzione assegna al cittadino, non certamente a 4 o 5 leader di partito. E c'è anche un'altra considerazione che io faccio nella lettera. Non è soltanto una questione di principio e una questione legata alla Costituzione, ma è anche una questione di rappresentazione del territorio, perché se noi in Sicilia riceviamo, tra virgolette, candidati valdostani o piemontesi, che tipo di rappresentazione territoriale può avere mai la Sicilia se noi eleggiamo un toscano o un veneto? Perché questo avviene, così come in Veneto o in Emilia-Romagna tante volte ci sono candidati provenienti dal Lazio o dal Molise. Quindi c'è un rimescolamento assolutamente, abnorme delle carte, per cui è saltato anche il banco della rappresentatività territoriale. Chi rappresenta al Parlamento, chi fa un'interrogazione parlamentare sui calcinacci che cadono in una scuola e che sfiorano la tragedia, piuttosto che sulla rottura di un ponte o su una rottura di una condotta fognaria? Dov'è il parlamentare molisano che deve occuparsi di una condizione che invece interessa il territorio agrigentino o il territorio trapanese? Quindi è veramente quasi una farsa. Il cittadino non ha neanche un punto di riferimento. Ecco perché da questa lettera io proprio invito la Presidente la Meloni a fare una riflessione, anche perché siamo in corrispondenza, in prossimità del voto europeo, e il voto europeo è un voto espresso con nome e cognome. Non vedo il motivo per cui questo non debba farsi anche per eleggere Parlamento e Senato.